In garage una fiammante Ferrari 360 a Modena e poi le vacanze all'estero, una villa da sogno con piscina in costruzione, l'educazione dei figli affidata alle migliori scuole private. Si poteva permettere tutto questo il socio ed amministratore di una nota società immobiliare dello Pitergino, pur dichiarando di percepire solamente 20.000 euro all'anno. Inutile specificare che tutto il resto al fisco veniva nascosto. Le indagini delle Fiamme Gialle sono partite proprio dal tenore di vita decisamente sopra le righe dell'imprenditore. In questo caso la Ferrari, che è stata anche sottoposta a sequestro, spiccava più di altro, ma anche il possesso di un'abitazione, la gestione di tanti immobili, ci hanno permesso di individuare quello che era il reale volume d'affari. I finanzieri hanno accertato che la società non ha dichiarato redditi per 2.300.000 euro e l'IVA per altri 130.000. Oltre alla Ferrari, ben 25 immobili che la società gestiva ed affittava sono stati sequestrati. Si tratta di appartamenti, garage, capannoni, tutti ubicati nello Pitergino mottense. La maxi evasione è stata perpetrata da un lato mediante un sistema di false fatturazioni, dall'altro attraverso l'omissione dei ricavi derivanti dall'attività di locazione immobiliare. Prova ne hanno avuto le Fiamme Gialle trovando numerosi documenti ben nascosti nella villa dell'imprenditore. Attraverso l'accesso domiciliare autorizzato dalla Procura della Repubblica è stato possibile rinvenire in un intercapedine all'interno della taverna della villa di proprietà del soggetto tutti i vari contratti nei vari anni che sono stati stipulati ma non portati a registrazione, contratti da cui derivava la maggior parte del nero ricostruito. Ulteriori indagini hanno appurato che l'imprenditore aveva iniziato importanti investimenti in America, sempre nel settore immobiliare, che però non risultano dichiarati in Italia. L'uomo è quindi stato denunciato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti.